Raccontavo Ruth, è un'esperienza importante per il nostro territorio. Io voglio ricordare che anche nella nostra area ci sono queste esperienze, sono state anche realizzate esperienze significative, forse di nicchia, forse sconosciute o poco conosciute, e quindi pregherei poi durante il dibattito chi ha seguito più da vicino questo settore, questo ambito, di raccontare quello che è stato fatto e quello che si può fare. Comunque diciamo, fa parte di una delle nostre risorse, è una delle risorse importanti del nostro territorio, e quindi dovremo tenere conto. Adesso do la parola ad Antonio Roca, che è un catalano che vive a Cesena. A Cesena. E quindi mi incuriosisce la sua esperienza, anche perché si chiama Mental Permanent Factor.